Tra diverse lettere, tutte protocollate, è bufera in comune a Borso del Grappa dopo che 3 assessori hanno rassegnato le loro dimissioni, pur continuando, almeno per ora, a rimanere consiglieri. I 3 assessori dimissionari sono il vice sindaco Gian Bresolin, l'assessore al bilancio Chiara Dalmoro, l'assessore alle politiche sociali Giulia Favero. Accanto al sindaco Flavio Dall'Agnol rimane solo un assessore, Alessio Dalmoro. Cosa potrebbe accadere adesso? Se il vice sindaco Bresolin preferisce aspettare qualche giorno per i commenti politici, chi fa il primo passo nel tentativo di una ricomposizione è il sindaco, che al telefono dichiara. È una situazione difficile, non piacevole assolutamente. Vediamo comunque nella responsabilità di ognuno e nell'intelligenza di tutti, e penso che questa non venga mai a mancare, di trovarci una sera, nelle prossime serate, nei prossimi giorni, per analizzare con attenzione questa scelta. Confida nella bontà di un dialogo che porti a ricomporre la frattura il sindaco rieletto a giugno 2022 per poter completare il programma del mandato, dimessi solo da assessori per ora. Il confronto dovrebbe avvenire a breve, nel frattempo la situazione resta in bilico.